Rudy Garcia una volta disse: i derby non si giocano, i derby si vincono. E oggi Sant'Upredu e Mediterranea si sfidano per dare valore a questo detto, perché oggi è Derby Day. Ancora Vaquero per Mendes di prima intenzione, parla che arriva Saba, chiedono un tocco con la mano non ravvisato dall'arbitro. Ancora Saba per Furno che prova il tiro deviazione, che mette fuori causa Evans, che si arrabbia tantissimo. Fanti trova Vaquero, Mendes prova il tiro e palla toccata da Evans. Vaquero per Filippa Mendes che salta ancora una volta, Tufu poi prova e la paratissima qua di Evans a mano aperta di Tufu, il numero 17. Lei a battere il calcio d'angolo, a girarla per Murru col mancino, prova il tiro, primo pericolo verso la porta di Corrias. Tufu, Lunesu, Evans prova addirittura la conclusione, male, malissimo Corrias! E il gol sulla ribattuta di Volpe su un bel tiro di Evans, male Corrias. Secondo l'arbitro l'ultimo tocco è di una giocatrice del Sant'Upredu. Ancora Mendes per Fanti, 2-1 per Filippa Mendes. Che giocata e che parata di Evans. Abbiamo visto due cose bellissime nella stessa azione. A Mendes subito a metterla in mezzo, c'è Lunesu a fare buona guardia e Murru può provare a ripartire, è un 2 contro 1, Murru dall'altra parte verso Tufu, paratissima anche di Corrias, palla verso la sua numero 16 che è riuscita a passare in Collu, 2-2, Lunesu attaccata da Saba, deve girare di nuovo per Murru, è completamente da sola in Collu che prova a girarla in mezzo, trova però solamente l'esterno della rete, qua ci prova Vaquero, che gol, è riuscita a rientrare in tempo Evans, si attende solo il fischio dell'arbitro, parte Filippa Mendes, 4-2, fa vedere il numero ai tifosi presenti in campo, 4-2, partita probabilmente chiusa. Care Saba, Mendes ancora, vero di Saba, ancora Mendes, la numero 25, alla fine per Vaquero, palo, paratissima di Evans e poi palo a negare il 5-2, la doppietta Vaquero. Alla fine di questo secondo tempo, Mendes per Vaquero che va a lungo, sbaglia però Murru, paratissima di Corrias, palla che carambola sul palo e viene ripresa da Corrias che sbaglia, 10 secondi alla fine, deve affrettarsi Murru, cosa stava per fare la numero 10, palo a negare un gol strepitoso. Furno per l'ultima azione della partita, suona la sirena, finisce così Mediterranea Sant'Upredu è storia, la Mediterranea vince 4-2 il derby contro la formazione di Nuoro.